Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Siamo su Microsoft Flight Simulator 2020 e godo sempre come un porco. Allora raga, oggi voglio provare il primo IFR con voi. Non siamo ancora nel giro del mondo, non siamo ancora con un nuovo PC, però voglio giocare a Fly insieme a voi, voglio provarlo il più possibile e ci alleniamo un attimo. Sull'IFR speriamo bene, ci saranno un po' di cose, insomma, di passaggi magari fatti dalla CPU, per esempio l'ATC la faccio fare a lui e diciamo la checklist iniziale, quelle proprio. Sono cose che per il momento non ci interessano, sono un attimo a vedere soprattutto le fasi del pilota automatico e soprattutto del collegamento IFR con la frequenza per poi fare l'allineamento e il classico sentiero di discesa che su Flight Simulator X ci ha portato comunque a buone soddisfazioni anche con l'Airbus, quelli super professionali, che però ci vorrà troppo tempo e sinceramente il tempo è sempre poco. Intanto abbiamo installato, intanto così, tanto per gradire, un po' di livree ufficiali, perché sapete che il Cume ama queste cose. Abbiamo, ma si vedono o no? Me le fai vedere o no, stronzo? Sì, ma così no, però. Vabbè, Delta, Spirit, Saudi, Air China, Ferrari, Agin Airlines, questa non me la ricordo. Lufthansa, Air Canada, Traffic 1, Traffic 2, Argentina, Berlino, Dolomiti. Sì, che bello però. Panam, che purtroppo in America, questa vabbè, la Panam la adoro, ma purtroppo non possiamo ancora fare, diciamo, tappe americane perché muore, poveretti, all'Italia. Io direi di andare, cazzo, ora quante? Lufthansa Hold. Vabbè, tanto per cominciare, dai, ne ho viste di più brutte, dai. Però, no, andiamo con la EasyJet, mi piace troppo. E ci facciamo un volo di ferro, ho deciso di fare Olbia, Cagliari, questo diciamo è la mia idea di oggi, quindi una tappa cortissima e ci vediamo la Sardegna che amo. Ok, allora, mappa del mondo. Intanto cominciamo con la pianificazione e godo. Allora, la nostra cara Olbia. Vai, così vediamo le piste. Boh. Io direi di cazzarci parcheggio, ma gate non c'è? Tutto rampa, che bello. Mettiamoci qua, dai. Gate, ok, perfetto. Rampa piccola però, ok, va bene. E qua però ce lo scriviamo sinceramente. Ricordo sempre che ci sono tutti gli aeroporti. Cagliari, Almas. Adesso, cosa importante, mettere qua gli FR aerovie ad alta quota. Sono 104. Vabbè, forse potremmo fare anche basse. Vabbè, teniamo così, fa un cuore, tanto. Chi se ne fotte. Però è tanto corto, sinceramente. Vediamo se cambia qualcosa, aerovie. Bah, facciamo così perché tanto è troppo vicino, dai. Sì, non dovremmo andare con un Airbus, in realtà però voglio provare qualcosa di bello cicciotto. Ok, questo va bene. Però qua cazziamo ILS, andiamo con LS. Porca miseria. Oh, facciamo 32X. Ok. Facciamo di solito fai all'alta quota, però è talmente corta che sinceramente facciamo così. Licenze poetiche, dai, licenze poetiche. Condizioni di volo. Allora, non voglio vedere sinceramente gli altri giocatori, non mi frega niente. Traffico in tempo reale, meteo in tempo reale, però il problema è sì che non possiamo, voglio mettere meteo in diretta. Ok, però. Facciamo così. Ok, ci siamo, beh, direi che possiamo partire, mi sembra di aver messo tutto. Costa Smeralda, Elma Cagliari, partiamo dal Gate, ok, adesso sempre voi la scelta. Arrivo, avvicinamento l'S32, pim pum pam, questa è la nostra rotta, eccola qua. E niente raga, andiamo, ci becchiamo ovviamente dopo perché
Il caricamento purtroppo del volo è molto lungo. Sono circa 4-5 minuti. No, 5 no. Però 3 e mezzo, Eccoci 4 qua, sì. ragazzi. Eccoci qua. Allora, cominciamo a preparare alcune cose. Vabbè, la TC qua ovviamente è spenta. Poi, lui dovrà fare la comunicazione con la radio, il controllore mobile chiaramente nostro. E la prima cosa da fare, che proprio non ho coglioni, la faremo, ma prima devo imparare perfettamente le cose più importanti. Queste piccole cose qua. Albia Tower EJU 1123 IFR to Elmas ready to copy. EJU 1123 is cleared to Elmas Airport as filed. Quota 9000. Runway 23 climb and maintain 9,000 feet. Departure frequency is 131.1 squawk Ok. 1717. Tanto prepariamo EJU questo. 1123 cleared to Elmas Airport as filed. Take off runway 23 climb and maintain Aspettiamo che deve 9,000. caricare un po' il tutto. Departure on 131.1 squawk 1717. EJU 1123 read back correct. Contact ground on 118.975. Bene, pagina completata. Albia ground EJU 1123 requesting pushback. Albia ground EJU 1123 no pushback tug is available to answer your request. Sì, ho tolto via comunque un po' di traffico superfluo, sinceramente, per cercare di perdere meno FPS possibile, visto che siamo col PC vecchio e stiamo registrando. Albia Tanto. ground EJU 1123 ready to taxi IFR. Oh, c'è traffico però, eh? EJU 1123 Rollery attender at NEI Presi Della runway 23 via taxiway Alpha. Che bello però. Solo 118.975 of Pronti. Cioè, guardate la differenza, fa un po' paura, eh? Short runway 23 via taxiway Alpha EJU. Però non capisco perché qua sono così. Questo non capisco sinceramente. Perché sono di default questi, poi però in volo vediamo all'Italia ste cosine qua. Guarda che bello però. La telecamera, cerchiamo di capire una cosa. Ok, abbiamo questa. Bella questa del finestrino. Ok, vabbè, queste le faremo più avanti. Ok, vabbè, adesso dedichiamoci a questo. Così prepariamo questo. Va bene. Perfetto, ciao. Adesso qua però non abbiamo gli operatori, porca miseria. Vabbè, andiamo avanti noi per i cazzi nostri, insomma. Sì, non l'ho ben capita questa, vabbè. Siamo in una posizione un po' scomoda. Va bene. Tiriamo via i freni. Stare molto, mi sono cambiato anche certi tasti perché stiamo un po' attenti, cerchiamo di fare meno danni possibili. Guardate che grafica ad alto, ma ho bisogno del PC nuovo, cazzolina, per essere tranquillo con gli FPS. Vabbè, qua licenze poetiche ragazzi, ma d'altronde cioè, non posso fare altro. Forse non lo becchiamo però, che culo. Diciamo che levando diciamo un po' di traffico, diciamo anche di persone in aeroporto, di quelli che fanno il push and cuts, probabilmente non avevo disponibilità, vabbè. Non ci sarà di certo questo problema quando ci sarà il PC nuovo. E che in registrazione perdo ancora di più, quello è il problema. Ok. No, vedi che adesso che ho messo il nuovo tasto per il freno, uso sempre quello sbagliato, ma stai calmo, stai calmo.
già queste impostazioni comunque, cioè, comunque Full HD e 2K c'è una differenza a mio parere abissale, di nitidezza proprio dell'immagine. Ok. Che bello, che bello! Guardate la maestosità. È chiaro che perdi FPS molto di più in cabina perché tutti diciamo che c'è la grafica anche dell'abitacolo e tutto, quindi è tutto regolare. Passiamo forse un po' veloci, però le licenze poetiche servono sempre. Però se pensate agli Airbus, insomma, quelli di default di Flight Simulator X, c'è una leggera differenza, ma proprio leggerissima, raga, quella differenza proprio minima. Adesso cerchiamo di non far cagate. No, ho dimenticato di mettere il Comenda. Vabbè, vabbè. EJU 1123 cleared for takeoff runway 23. Cleared for takeoff runway 23 EJU 1123. Ecco, sono contento sta cosa dell'ATC perché cliccare, romperci le balle è una cosa che mi sta altamente sui maroni, quindi questa è una cosa buona, secondo me, questo è il mio modestissimo parere, ma proprio modesto. Speriamo di regalare ai nostri fans un atterraggio da touchdown. Non c'è il bug dell'ATC perché a volte mi fa stare a 24.000 anche quando mancano 30 miglia, questo è proprio un bug che c'è sempre. Ok. Questa è una cosa che non mi ricordo mai, vabbè, sbagliando si impara. Vai Beppe, voliamo verso la gloria eterna. Mamma mia, primo FR sul canale con Flight Simulator 2000 e mettiamoci anche un bel 20. Spero di fare il possibile per regalarvi qualcosa di bello. La differenza è già comunque spaventosa. Ok. Allora adesso cerchiamo di non far cappelle. Ok. E questo è importantissimo, ragazzi. Ecco, mettere la manetta su Climb CL, insomma. Ok. Perfetto, dovremmo essere giusti. Ok, si sta portando in rotta. Mi raccomando, la manetta deve rimanere qua perché sennò fiora velocità va a farsi fottere. Quindi su CL dovete portare, lasciarla così. Dopo qua
vabbè, setti 9000, clicchi col tastino verso quella freccetta in su. Buono. Adesso godiamoci un attimo l'esternazzo. Mamma mia, no vabbè. Tutto illegale, signori. Con grafica molto lontana dal cannone. Mamma mia ragazzi. Mamma mia ragazzi. Aspetta, bisogna fare screenshot. Ok. Superbo. Aspetta, seguiamo un attimo che sia tutto giusto. Sono le prime fasi, bene stare attenti. Dopo ci dedichiamo più alla parte grafica. Adesso controlliamo che sia tutto corretto. Sto un po' tremando. Guarda che sole ragazzi, sole cumendiano. Per il momento non mi dà altro. Adesso devi dirmi che mi lascia solo a 9000? Devo settare allora. Beh no dai, però fa da cagare. Cioè, ho capito che sia al momento. Facciamo almeno boh di 3. Non è, ho sbagliato, devo fare una rotta un po' più lunga. Chiedo Venia, ma cambia poco a livello di. A livello di gameplay cambia poco. Ok. Effettivamente non puoi fare con Airbus e IFR linee di bassa quota, però va bene. Sono piccoli dettagli. Però intanto io direi di provare queste. Guarda qui, cioè, ma vi rendete conto? Vi rendete conto di che cos'è sta roba? Cioè. E abbiamo qui. Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Buono. Spero che vento, fioi. Mamma mia, 5 6 8, ma cioè no, illegale. E 13. Spoccio un po' di vento, c'è un leggero vento. Ok, questa. Dopo dedichiamoci. Anche questa è bella però. Scusate, ho bisogno proprio fisico di fare questo. E l'altra dall'altra parte però. Adesso magari stiamo morendo, non lo sappiamo. La fluidità non è neanche male. Very good. Very good. Boh. Ok, l'unica cosa, sì, l'errore. Per fare una tappa veloce ho messo IFR
bassa quota, e chiaramente dovrei stare sui 20, cioè sui 29, 30.000, anche 39.000 a volte. Però vabbè, lasciatemi dare il primo volo. Ci siamo comunque, per il momento ci siamo. Se bevo un po' d'acqua e febbre. Le condizioni Guarda. abbiamo la mappa, come possiamo vedere. Non vedo, però non capisco la distanza. È un volo molto rapido. La Super Sardegna, regione meravigliosa del buon Pole Mangai, del buon Gui. Maintain 5,000 feet EJU 112. Di scendere a 5.000, volo rapidissimo proprio, che non esiste neanche. Ok, adesso piano piano deve andare giù, spero. Eccolo qua, yes. Blau job come il nostro stile di vita. Blau job by Tori. No, ti prego non perdere FPS, ti scongiuro, ti scongiuro. Fai il bravo bambino. Dai, che sto PC deve... è il glorioso e deve durare, cazzo. Se penso che siamo con un hard disk esterno, stato solido da 500 GB. Non ha molto senso, però è così. Perché poi li ho pieni tutti questi sul PC vecchio, tutto pieno, quindi per forza ho voluto fare così, se no era proprio impensabile. Vediamo un attimo, un'esternazza, godiamocela. E siamo già con livree originali, ufficiali. E si gode a cannone. Boh. Adesso devo solo aspettare, adesso facciamo la nostra discesetta, siamo quasi arrivati teoricamente. Un IFR molto curioso, però sapete che io sono anche questo. Adesso abbiamo l'IE, US, ok. Tra un po' mi darà anche l'avvicinamento. E chiaramente quando arriva la fase di atterraggio arriva la parte sicuramente più difficile, però noi non abbiamo paura, cacchio, siamo forti, siamo belli, siamo fighi. Oh, la disperata, ci sarà un touchdown curioso, cioè... Ah, ho messo qua un po' i punti di interesse, così almeno vediamo dove siamo, cioè, vediamo qualcosa di carino. Qua teoricamente se fai così succede qualcosa. No, forse però dall'esterna. Ah, ti fa vedere quello, in pratica, parole povere, ok. Campo di volo, Sardegna. Va bene, grazie. Siamo più tranquilli adesso. Cioè, questo ti dà tranquillità, che potete sapere che c'è il campo di volo in Sardegna, siamo a 2.070, è quel qualcosa che ti emoziona. Fai un'attesa per il nuovo PC, non so, se una settimana di ferie probabilmente non arriverai neanche là, dovrò fare tutto mentre lavoro. Sfiga totale. ILS X pista 32. Vabbè. Allora. X-ray runway 32 approach by Charlie Alpha Golf transition cleared to Charlie Alpha Golf EJU 112 ILS EJU 112 contact colliery approach on 118.75 going to 118.75 EJU 112 ILS 32X, io ho quella, no? colliery approach EJU 112 is out of 5,600 feet for
Allora, no, stai buono. ILS. 123 Colliery approach. Continue Verso Charlie Alpha Golf as planned. Altimeter 29 Ok. decimal 908. E ok, benissimo. Buono. Dovremmo esserci teoricamente. Speriamo. Devo abbassarmi qua? Va bene. Abbastanza bene, però ho fatto questo piccolo errore. Per sbaglio ho cliccato un cambio di avvicinamento e adesso mi dice di salire a 8000, va bene. Freghiamocene di questo messaggio che ripeto ho sbagliato io, per sbaglio nella TC ho cliccato una cosa che non dovevo cliccare e ho fatto la cagata. Però io sono fiducioso, adesso io direi anche, se quando fa la virata così, portiamo anche l'approach. E speriamo, preghiamo. Aspetterei un attimo però. E no, potrebbe teoricamente ho messo la pista giusta nel computerino. Speriamo raga, speriamo. Adesso andiamo di avvicinamento. Dopo andiamo sempre un po' prima noi, chiaramente certe licenze poetiche ce le prendiamo e abbassiamo un po' prima, estendiamo i flaps e tutto. No vecchio, ho sbagliato, purtroppo non lo capisci, ma ho sbagliato. EJU 1123 climb and maintain 2,800 feet. Climb and maintain 2,800 feet EJU 1123. Ok, portiamoci un po' avanti così vediamo se abbiamo un po' di fortuna di azzeccarla e speriamo. Adesso dovrebbe tentare l'avvicinamento, l'allineamento e dopo il sentiero di discesa. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Con qualche errore, l'errore è soprattutto quello di aver cliccato un cambio di avvicinamento che non volevo fare, quindi lui mi dice di salire per poi fare altri giri. Fotte sega sinceramente. Speriamo comunque che mi dia l'autorizzazione all'atterraggio, se no vabbè, come primo IFR. L'importante è beccare tutte le frequenze e le cosine. Si sta allineando. Adesso ci facciamo anche delle visuali dalle esterne, non preoccupatevi, sperando che non crashi un cacchio, che mi girerebbero un po' i maroni, grazie. Ok. Forse si è sbaggato dal mio errore. Ti prego, dammi l'autorizzazione. Vedi, avvicinamento board perché? Vabbè, scusate raga, vaneggi miei. Adesso devi abbassarti però, Devi abbassarti, vecchio mio. Devi abbassarti. Ok. Ti prego, abbassati. In realtà possiamo recuperare le parole del manuale, però cazzo ti sei allineato bene. Regalami la gioia, regalami la gioia. Molta tensione. Siamo molto vicini. Siamo molto troppo vicini. Non si abbassa purtroppo. Sì, yes! Yes! Godo come un parco. Scusate raga, sono momenti di panico. Vabbè, noi come sempre abbiamo già i carrelli tutto quanto, perché io voglio stare tranquillo raga, cioè io me ne frego, io mi diverto, cerco di fare le cose decenti.
Bella! Vento, boh. Perfetto, adesso ci spariamo delle sternazze senza commento veloce perché devo anche atterrare. Ok, ci siamo. Adesso devo atterrare però. Il mio l'ho fatto. Dopo se tutto va bene il rollaggio alla pista lo facciamo fare al copilota. C'è tensione Beppe. Guarda che grafica, guarda che... Oh! C'è una tensione devastante. Che roba, se penso all'aeroporto di Flight Simulator X di Cagliari. Questo è qualcosa che va al di là. 500. Freghiamocene di tutto sinceramente, nel senso che c'è un atterraggio decente. Però è il nostro primo in diretta in esclusiva. 300. Mi sto cagando addosso. 100. Questo è difficile. Non ho ancora la sensibilità. Bene, non sembra malissimo. Siamo un po' storti. Yeah, mamma mia. Touchdown! Degno di nota per un Kume un po' pippa, ma che comunque ha fatto il suo. Yes, e adesso però mi merito questo. Vai. Fai quello che devi fare. Rulla. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Adesso lo sta controllando lui. Guarda che figata. Oh, siamo andati alla grande, cazzo. È il primo IFR, fiori con la Flight Simulator. Ok. Adesso lasciamolo un po' a lui perché ci meritiamo questo. Questa è una cosa fantastica, guarda, che quando che dopo insomma le fatiche possiamo dire sotto copilota io ho fatto il mio, adesso tocca a te. Buono. Guarda che bello, vabbè. Purtroppo traffico poco però. Cioè adesso esce qua. Bene raga, molto bene. Molto, ho visto anche il video nel primo video di Fly, è andato alla grande, non avevamo quelle visualizzazioni praticamente dal 300 avanti Cristo. Speriamo possa essere un inizio di risveglio del canale. Che visto che è cominciato con Fly, vabbè a parte Shogun però, è iniziato con Fly. Cioè amore, adesso non è cattiveria però il mio copilota mentre io mi sto trombando una hostess sta completando, insomma vedi io sono qua con la mia hostess e il mio copilota sta procedendo a il rullaggio, se magari ti muovi però ho capito che bisogna andare secondo le norme però magari leggermente più veloce. Sarà più lungo adesso chiaramente un po' taglierò perché sennò ci mettiamo veramente 60 anni. Comunque grandissimo atterraggio per essere il primo, non ho sbagliato niente a parte quella cagata che mi dava da salire a 8000 perché avevo cambiato
l'avvicinamento, ma sono pecche di inesperienza. È chiaro che comunque sto volando non con la simulazione massima, nel senso comunque per fortuna ho margine di errore, che se sbaglio non distruggo l'aereo, però penso che secondo me questo atterraggio è stato comunque abbastanza morbido in linea generale. Io sono con la hostess intanto, la bella biondina. 1123, turn next taxiway. Ok, bravo. Ma perché si è fermato qua, scusa? Non ho ben capito questa cosa. Un po' deficiente però qua, voglio dire. Ah, lui si ferma là, una coglione di ruolo. Cioè, il mio copilota è simpatico, veramente. Va bene, vecchio, cioè. Non ha voglia, non ha voglia. Va bene. Così si è fermato là. E ora arrivo io. Oh, non hai voglia, faccio io, capito? Dovremmo esserci. Ok. Basta, non mi fa qua niente. Richiedi. Vediamo. Elvis Ground EJU 1123, could you please No, ma non dovrei inviarli però. EJU 1123, we don't know where the bag is. Oh, bellissima, ma dopo questa. Questa è stupenda. Questa la può fare? EJU 1123, could you please connect the jetway to the aircraft? Magari non ci sono. EJU 1123, the jetway is going to be connected. Ok, chiudiamo così. Catherine, che bello però. Ma non sono giusto allora, ma... No, c'è quel quadro che non cosa però. Niente, vabbè, ho capito, dai, ho capito. Accontentiamoci di quello che abbiamo fatto. Raga, un saluto del comandante veneziano. Devo un attimo capire qua il discorso, questo discorso qua che è andata un po' male. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!